Una locanda. Una locanda cosa significa? Significa accoglienza, incontro, scambio. E quando un viaggiatore passa, vuole conoscere, vuole scoprire. La chiave? La chiave è il cibo del luogo, il suo vino. In Bolla tutto è nato così, in una locanda, un luogo di incontro come è luogo di incontro un vino che parla profondamente di un territorio. All'inizio era il Soave, un vino potente, profumato, intenso, quanto socievole, allegro, aperto alla vita, tanto da far diventare il nome della sua cantina, Bolla, sinonimo del buon bere negli Stati Uniti. Italian wine, Soave Bolla, of course. Tutto questo nasceva 130 anni fa grazie a una famiglia che nel legame con il territorio ha trovato il suo fondamento d'impresa. Uno scrittore diceva che le radici sono importanti, ma gli uomini hanno le gambe, non hanno le radici, e le gambe sono fatte per andare altrove. Ed ecco che tra 2 guerre e 1000 avvenimenti il vino Bolla si mette a girare per il mondo. E poi torna a casa, torna alla Valpolicella, nelle valli del Veronese, dove l'uomo ha dialogato con la terra, l'ha dissodata, l'ha terrazzata, ha dialogato con le sue uve, la corvina, il corvinone, la rondinella, l'oseleta. Ho scelto questi nomi di vitigni perché sono nomi di uccelli, capaci di volare oltre i propri confini. E l'uomo cosa ha fatto? Le ha rispettate queste uve, le ha appassite e poi le ha poste in botte. Da un recioto scapà, e mi perdonerete per l'accento poco veronese, e cioè dimenticato in botte a esaurirne la fermentazione, nasce il gioiello di Casabolla, l'Amarone. Oggi da quel prezioso vino nasce la vena interpretativa di un gruppo di lavoro moderno e attento a tutto quello che accade nel mondo. Perché se è scappato una volta, una seconda deve essere frutto dell'uomo, nel rispetto della tradizione naturalmente. Da questa ispirazione per esempio nasce il Soave Retro, il nuovo ripasso, il creso di questi anni. Perché se è vero, come diceva quello scrittore, che gli uomini hanno le gambe, è vero anche che hanno le radici. Alla fine noi uomini che cosa siamo se non delle finestre aperte su una storia molto più importante. Una storia che viene continuamente interpretata, raccontata da tutti coloro che propongono i valori del nostro vino al pubblico di tutto il mondo. E quindi a voi che siete i nostri ambasciatori, i veri depositari della chiave del successo di Bolla. Ecco, questa cantina resterà sempre legata alla propria terra, ma è pronta a camminare con voi verso nuove mete, perché la cantina Bolla da 130 anni è una storia aperta al futuro.